La risposta la su due piani diversi. Prima di tutto, dal punto di vista proprio della ricerca scientifica, è necessario, è impossibile capire il fenomeno veneto, anche in Veneto, se non si capisse le ramificazioni di questo fenomeno, compreso l'italiano. Quindi è il dovere di ogni veneto, del Veneto, diciamo della madrepatria veneta, potremmo dire, di conoscere anche le varietà che si sorte, che si vengono fuori dalla base veneta, e quindi anche siamo andati in Slovenia, in Croazia, dove si parla anche là l'istro-veneto, che è una variante che è la base veneta, come anche qua qualche influenza di altre parlate, però la base veneta, come in italiano, è una base veneta con influenza di altre parlate. E anche andremo in Messico. Questa è la prima motivazione scientifica, universitaria, e anche per vedere qual è il rapporto tra l'italiano e anche il portoghese, come che in Italia si studia il rapporto tra il veneto e l'italiano. La seconda motivazione vorrei chiamarla personale, perché anche qua trovo giusto, trovo necessario, trovo imprescindibile che i veneti vengano a conoscere gli altri veneti, e quindi era anche un mio bisogno personale. La prima volta sono venuto qua a Santa Maria, ma anche in altre città del Paraná, di Santa Catarina e di Rio Grande do Sul, e nel 2011, che avevo 23 anni, adesso che ne ho 29, e sentivo proprio il bisogno, una volta torno a casa, di ritornare qua. Quasi non volevo più andare via da qua la prima volta che sono venuto, quindi era un desiderio che era da 6 anni che avevo di ritornare in mezzo ai miei fratelli veneti per parlare insieme la nostra lingua, perché è come trovarsi tra amici che si sta bene insieme, e serve anche per darsi coraggio e darsi energia. Quindi mi sono qua per quello che posso fare, per dare ai veneti di qua il coraggio di andare avanti, di perseguire il miglioramento della sua lingua. Il motto dei veneti è sempre avanti, sempre meglio. Quindi mi sono qua sì per aiutare, ma anche sono venuto qua un po' magari egoisticamente per tornare a casa anche a me con più coraggio, con energia nuova, che è quella dei veneti che trovo qua, e che mi farà tornare a casa a cambiare più veneto, e spero anche essere una persona migliore, ecco. Il Veneto, nella regione diciamo, Veneto, ma anche dentro il Trentino, anche dentro una parte del Friuli Venezia Giulia, si parla dalle ultime statistiche del 2007, dice dal 70% della popolazione. E si parla a tutti i livelli della lingua, quindi le parla a livello colloquiale, giornaliero, ma le anche a parlare, per esempio, che c'è tanti professori universitari, che c'è avvocati, ingegneri, che parlano normalmente, o anche imprenditori, con i propri clienti, con i propri studenti, parla anche in veneto, e sapendo ovviamente tutti quanti comunque la lingua italiana. Il problema è che il veneto, che sicuramente è una lingua dal punto di vista scientifico-linguistico, viene trattato come un dialetto, come qualcosa di deteriore, qualcosa di sbagliato, qualcosa di misto, qualcosa di scorretto. E quindi viene per questo definito una lingua contestata, cioè o una lingua minorizzata, si dice. C'è una lingua che era la maggioranza nel suo territorio e che per colpa di una politica linguistica che tende a soffocare le lingue locali, bisogna dire questo perché è vero, che c'è il rischio che una lingua che era la maggioranza nel suo territorio diventi una minoranza. Quindi una lingua non di minoranza ma minorizzata. È una lingua che se per tutti una lingua, l'UNESCO dice il veneto è una lingua, e insieme anche all'italiano che ne fa parte, è riconosciuta scientificamente come lingua, ma il mondo politico e diciamo, giuridico del diritto nega questo status, e quindi è una lingua contestata. La realtà dei fatti è che è una lingua, ma non si vuole ammettere che è effettivamente una lingua. Perché? Perché quando è una lingua bisogna insegnarla, e noi altri vogliamo che venga insegnata perché è giusto, è la nostra lingua, e soprattutto è una lingua assolutamente molto molto importante, non solo per i veneti, ma anche perché ha già dato dei grandi prodotti linguistici, potremmo dire, come non so, la parola ciao, la parola gazzetta, la parola arsenale per esempio, o anche la chiocciola, la roba delle email. Quindi già i veneti ha dato tanto, la lingua veneta si sa qualcosa di internazionale, la c'è dentro in tanti stati del mondo, quindi perché non valorizzarla?
non è, secondo noi, non è un'altra alternativa, non si può ignorare un dato di fatto. I veneti, anche qua in Brasile, vuoi parlare, vuoi conoscere la sua lingua, non per essere più in Rio, non per tornare in Rio con la memoria, non solo quello, ma anzi per andare più avanti, per essere più verti al mondo, per sapere più lingue, per essere come che sono sempre stati i veneti, persone molto molto intraprendenti che sogna di fare, di avere e che ha il coraggio di provare a fare quello che gli altri non ha neanche l'idea di pensare. Questo è un po', diciamo, un po' la nostra missione, potendo dire. Ecco, la missione dei veneti è quella di provare a fare certe robe, anche sbagliando. E i veneti non sono meglio degli altri, però ha questo pregio di dover sempre provare e costruire e fare una grande, grande tenacia, che manca solo in questo momento storico forse è il coraggio, ma con queste iniziative bisogna darglielo e siamo drio darglielo. Noi altri dal Veneto varremo al Rio Grande do Sul, ma comunque ai 3 stati del sud del Brasile, da un lato quasi anche con invidia, perché qua con la giusta opera di chi che si è occupato dell'italiano, l'italiano è stato riconosciuto dal Stato, dalla Federazione del Brasile. E quindi di questo siamo un po' anche invidiosi, no? Qua si fa la messa in Veneto, che ho anche visto, che ho partecipato anche a una santa messa in Veneto, dottor Riccardo, qualche anno fa, e quindi ero quasi invidioso, ho detto ma qua si fa le robe che in Veneto non si può fare. E dall'altro lato mi domando, visto che c'è tutte queste ottime possibilità, cosa che noi altri veneti, dall'Italia, dal Veneto, dall'Europa, potremmo fare per aiutare a sfruttare bene le occasioni che c'è qua in Brasile, con l'ufficializzazione dell'italiano dentro la federazione brasiliana. Quindi è proprio come si dice, è come un motore, no? Un doppio pistone. Quando va avanti uno che dà la forza andare avanti anche all'altro, e questo è il vero motivo per cui siamo qua. Cioè proprio aiutare il pistone del Rio Grande do Sul, aiutare il pistone dell'italiano, perché questo aiuta anche il pistone del Veneto e tutto così. Abbiamo fatto il primo manuale universitario in lingua veneta con l'Università di Francoforte, il primo convegno internazionale sulla lingua veneta anche con il primo linguista dell'UNESCO, e vogliamo mettere a disposizione questi prodotti, questi archetipi, diciamo, della lingua, che sono fondamentali per l'insegnamento universitario e in tutti i livelli delle scuole. Vogliamo mettere a disposizione questo patrimonio, diciamo, veneto in Europa, anche per il Brasile, perché sappiamo che qua ci sono persone che potrà portare avanti e produrre buoni frutti, e anche noi altri stessi vogliamo partecipare, vogliamo aiutare il più possibile, come una grande famiglia, perché di questo si tratta. Però prima, come che fa sempre i veneti, prima di stringersi la mano per contrattare, diciamo, di fare insieme qualcosa, di costruire insieme una grande casa, un grande ponte, bisogna guardarsi in gli occhi e conoscersi davvero. Quando si va a guardare in gli occhi, si capisce che persone che si è e si ha la gioia e la soddisfazione di lavorare insieme, perché è un lavoro nel senso che è una roba continuativa che si ha da fare, non viene dalla sera alla mattina il recupero della lingua, è un lavoro quindi nel senso che è una roba che va in lungo, ma non è un lavoro che pesa, perché se la passione che è dentro, la è forte, è un gusto, è un divertimento, e come dire, sì, è una vitalità proprio, e seguire queste robe, questi grandi patrimoni linguistici diventa un obiettivo anche di vita, ma diventa soprattutto un'occasione incredibile per conoscere persone che si vanti quel pensiero, persone che vuoi costruire quello che un corso si chiama futuro, ma domani sarà il presente di tutti quanti, e è meglio per tutti che sia un bel presente, un presente di libertà, un presente dove che tutti puoi parlare la sua lingua e dove che tutti vuoi imparare anche le lingue degli altri senza aver paura, perché se il nostro futuro è la paura abbiamo perso già un po'.